oggi ad Agrigento per un incontro con il sindaco, su quali tematiche e su quali novità? No, l'incontro è stato innanzitutto per il dissalatore, siamo stati a Porto Empedocle per verificare appunto lo stato del dissalatore che già conosciamo da diversi mesi che ci lavoriamo, perché la regione sta appunto predisponendo quando è necessario per riattivarlo. Non è una questione brevissima, purtroppo ci vogliono tempi burocratici. Col sindaco abbiamo fatto invece il punto sull'attività che il comune sta facendo di ricerca di nuovi pozzi. Ci sono dei buoni risultati, i pozzi sono trovati, la qualità dell'acqua spesso non è buona, però in qualche modo si farà per depurarlo o altri sistemi. L'importante è appunto che le cose si facciano, c'è una disponibilità finanziaria della regione, il presidente Schifani ha assicurato tutti i finanziamenti necessari, quindi non è un problema allo stato di risorse economiche. Ci sono stati problemi di disponibilità economiche nei mesi passati, per oggi abbiamo trovato delle somme, quindi è un problema ora di individuare delle risorse idriche immediate. Quello che ci preoccupa sono i prossimi mesi, servono risposte appunto urgenti che solo i pozzi esistenti possono dare. Sappiamo di pozzi esistenti abbandonati, in disuso, che sono conosciuti dai territori e quindi bisogna andare a rintracciare, così come stanno facendo molti comuni e anche il comune di Agrigento. Ecco, in provincia com'è la situazione? Ma in provincia la situazione non è peggiorata, perché il problema è uno: in queste condizioni di siccità il fanaco che si è esaurito, la diga Castello che è in esaurimento, le prospettive non potevano e non possono che essere negative. A queste prospettive negative di carenza d'acqua si sta facendo fronte invece con i nuovi pozzi trovati, e devo dire che i sindaci stanno muovendo insieme con la protezione civile, con il genio civile, con i consorzi di bonifica. Sono state reperite diversi pozzi, ma contiamo di reperirne ancora. Quando si alleverà questa sofferenza qui in città? Ci sono dei quartieri che da 3-4 settimane aspettano l'acqua. La sofferenza è dovuta sicuramente alla carenza di acqua, però ci sono delle zone che ne risentono di più per questione dell'altimetria. Le zone alte purtroppo in assenza di serbatoi pieni non possono essere rifornite così come le zone base. Manca la pressione, è un fatto strutturale della rete che sicuramente sarà migliorata con la nuova rete idrica. Ecco, parliamo di questo dissalatore, mi incuriosisce che tempi tecnici abbiamo. Guardi, i tempi tecnici sono quelli di una grande opera pubblica e che si fa con i tempi necessari per le procedure di appalto e per le procedure di occupazione ambientale, di autorizzazione allo scarico. Purtroppo la normativa è complessa a garanzia della buona esecuzione delle opere. Il Presidente della Regione sta cercando di ottenere delle deroghe necessarie perché i tempi possono essere compressi. Si parla di questi dissalatori mobili in grado di fornire 40 litri al secondo? Stiamo esaminando tutte le ipotesi possibili e immaginabili, non lasciando nulla di intentato, però una cosa è parlare di dissalatori mobili temporanei, l'altra cosa è realizzarli. Ecco, come vede il futuro lei? Sono ottimista. Grazie. Tutti ricordiamo. Sono ottimista, credo, se nella misura in cui tutti collaboriamo e ciascuno di noi fa il proprio ruolo, le proprie competenze, senza demandare ad altri. Ecco, quello che non mi piace dire è lui che deve fare. Tutti noi dobbiamo sbracciarci e lavorare, ciascuno il suo ruolo. Direttore, tutti ricordiamo la sua forte presa di posizione del 14 agosto qui, quando ci fu l'incontro in prefettura, che lei disse AICA non esiste, lei ha preso il microfono al dottore Miccichè, al sindaco, insomma è stato un intervento molto discusso questo, no? È un intervento discusso, è un intervento energico che è necessario fare quando c'è emergenza. Probabilmente non si era percepito che sia in condizioni di emergenza, e quando c'è emergenza sì, ci sono le competenze ordinarie, AICA, Lati, però onestamente l'AICA, Lati ha fatto quanto più poteva, è in condizioni di carenza di personale e di mezzi, quindi come dico io tutti ci sbracciamo, in primis i sindaci. Perché i sindaci? Non perché accede a valore, anzi nel prezzo le attività, ma perché sono la prima autorità di protezione civile. In questo momento il problema è di protezione civile, altrimenti io non sarei qui, l'ho detto poi nella riunione, se tutto funzionasse non sarebbe bisogno di nulla, l'AICA farebbe il suo lavoro, l'acqua ci sarebbe nelle case e tutti saremmo contenti. Purtroppo non è così e quindi ci dobbiamo mobilitare tutti, e questa è, penso, la grande ricchezza del nostro popolo, che nei momenti difficili riesce a
a sbracciarsi, riesce a lavorare insieme, ecco, lavorare insieme superando le polemiche inutili esterne.